Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, 22:30, ultima edizione di friulitv.net, informazione, linea notte, notizie. Apriamo subito con un servizio da Monfalcone. Nel pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monfalcone è intervenuta in via delle Risorgive per un incidente stradale. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato un'autovettura che è uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli, aveva terminato la sua corsa all'interno di un canale situato a bordo della carreggiata. Il conducente del mezzo, di Sagrado, è uscito autonomamente dall'autovettura, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso, fuori pericolo di vita. I pompieri, dopo aver messo in sicurezza il mezzo e l'area del sinistro, hanno recuperato la vettura con l'autogru che è stata fatta intervenire dalla sede di Gorizia. Sul posto, per la regolazione del traffico e i rilievi di legge, il personale della polizia locale di Monfalcone. Preoccupa il discorso del Covid in Friuli Venezia Giulia e in prima persona interviene il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Siamo in una situazione estremamente allarmante perché c'è stata un'impennata improvvisa di contagi. In una settimana quasi il 60% in più rispetto alla settimana precedente, una diffusione mai vista in maniera così rapida. Lo ha detto oggi appunto il presidente Fedriga annunciando che domani riceverà i dati scientifici e sulla scorta di quelli prenderà una decisione. Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla, ha indicato. E adesso parliamo di politica perché c'è stata oggi un'importante conferenza stampa a Pordenone da parte di Autonomia Responsabile per quanto riguarda la destra a tagliamento. Ne abbiamo avvicinato uno dei responsabili della zona, il consigliere comunale di Zoppola, Gianni Sartor. Diciamo che Autonomia Responsabile era già presente, io sono in Consiglio Comunale a Zoppola, poi c'è Alberto Santarossa a Pordenone, e si tratta di una riorganizzazione in vista anche delle prossime sfide elettorali, e quindi ci siamo dati un po' un ordinamento e delle linee guida per portare avanti i nostri ragionamenti politici. Certo, bisogna cominciare ad operare perché le prossime scadenze elettorali, che non sappiamo ancora quando, però chiaramente entro il 2021 ci saranno. Sì, certo, però non bisogna guardare solo alle scadenze elettorali, perché altrimenti facciamo un po' come tutti. Noi abbiamo fatto addirittura una conferenza programmatica a Corno di Rosazzo, cosa che i partiti maggiori non hanno fatto, quindi parliamo di cose concrete, di programmi, stiamo seguendo. Io ho sempre avuto a cuore la distinzione tra il livello amministrativo e il livello politico, quindi abbiamo nominato i coordinatori che non hanno cariche istituzionali e quindi possono svolgere politica non viziata da altre questioni. Ecco, all'interno della coalizione di centrodestra, che ruolo avrà adesso Autonomia Responsabile? Autonomia Responsabile ha lo stesso ruolo che aveva prima, perché noi abbiamo la barra dritta, appunto stiamo nel centrodestra. A Pordenone chiaramente appoggeremo il sindaco Ciriani, che ha fatto bene negli ultimi 5 anni, abbiamo visto proprio la città cambiare completamente rispetto alla gestione precedente. E per quanto riguarda questi cambiamenti anche a livello nazionale, il vostro movimento politico cosa? Il nostro movimento politico, rappresentato da Renzo Tondo, l'onorevole Renzo Tondo, ha dato l'appoggio al governo Draghi, ma io ritengo che sia un appoggio condizionato alle cose da fare, ovviamente, perché
dobbiamo vedere se veramente c'è discontinuità. Certamente l'inizio, quando hanno vietato di andare a sciare, non è stato un buon inizio, perché è una cosa secondo me assurda che va a colpire gli operatori senza nessun motivo. Insomma, continuare ad operare per non fermarsi da dove si è ripartiti. No, noi dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso, perché per vicende elettorali la volta scorsa Tondo era stato nominato presidente, poi si è ritirato, si è fatto da parte per dare spazio a Fedriga, e questo ci ha penalizzato non poco. Avevamo 7 consiglieri e ci siamo ritrovati con un consigliere regionale e quasi il secondo, perché non l'abbiamo fatto a Pordenone per pochissimi voti. Quindi pensiamo che l'autonomia sia ancora un ragionamento valido, sempre più valido, e quindi noi insisteremo nella nostra linea, e penso che si creeranno diversi spazi per le prossime elezioni anche regionali. Cambiamo argomento e parliamo di ambiente, perché presentiamo oggi il primo strumento didattico realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che incontrerà sicuramente l'apprezzamento dei docenti e l'entusiasmo degli alunni. Il progetto vuole essere anche un veicolo per spiegare alle nuove generazioni un'idea di ambiente da tutelare a tutti i livelli, ma integrando il contesto umano, le tradizioni e le culture del territorio. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro, presentando Amo il Friuli Venezia Giulia, il progetto comunicativo rivolto agli alunni della scuola primaria del Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di divulgare, informare ed educare sulle strategie e sui comportamenti orientati alla tutela dell'ambiente e all'obiettivo zero rifiuti. E adesso parliamo di cultura, cambiando argomento ci trasferiamo a Udine, perché in arrivo dal 16 ottobre prossimo quasi 70 opere d'arte provenienti dai musei di tutta Europa, firmate da maestri dell'arte degli ultimi 2 secoli, tra i quali Van Gogh, Gauguin, Monet, Picasso, Kandinsky, De Chirico, Fontana e Vedova, e alcune delle quali mai viste prima, in occasione della mostra internazionale La forma dell'infinito. Lo ha annunciato oggi a Udine il curatore scientifico Don Alessio Geretti, presentando l'evento espositivo che sarà allestito dall'autunno fino alla primavera successiva, 27 marzo, a Casa Cavazzini, sede della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine. L'allestimento è organizzato dal Comune di Udine con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comitato San Floriano, promotore delle esposizioni internazionali d'arte a Illeggio. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa odierna. Vi diamo appuntamento domani, come sempre, per le nostre finestre informative e le dirette streaming con ospiti. Domani avremo anche delle sorprese molto interessanti, non resta che guardare e restare sintonizzati su www.friulitv.net. 22:37 per chi ci guarda in diretta, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia, con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale.
Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura.